Sono decine gli enti e le associazioni che da oggi possono ufficialmente lavorare per organizzare gli eventi, che saranno più di 200 nel 2020, con il passaggio del testimone, un ritratto di Santa Elisabetta, ricevuto dalla città slovacca di Košice. Padova è ora a tutti gli effetti città europea del volontariato per il 2020, titolo che andrà a Berlino nel 2021. E così alle associazioni e agli ambasciatori sono stati consegnati kit con targa, bandiera, pettorine e materiale informativo per diffondere l'iniziativa a Padova e in Veneto, perché sarà coinvolta tutta la regione. Padova è un po' al centro di una rete sociale che prende tutta la regione e va anche oltre, ed è un ruolo che credo sia riconosciuto a livello nazionale. Quello che sarà bello sarà mostrarlo anche a livello internazionale, fare sapere che la nostra regione, la nostra città sono un motore. Il primo grande appuntamento è la presenza a Padova del Presidente della Repubblica Mattarella il prossimo 7 febbraio, una serie di eventi che vanno oltre le appartenenze politiche. Le organizzazioni, le associazioni, ma non solo, anche le aziende, i luoghi istituzionali che vogliono essere il luogo significativo di Padova, capitale europea del volontariato, possono fare la richiesta per avere la targa e per essere inseriti nella mappa di Padova, capitale europea del volontariato. Nel 2019 è già andati in scena 100 appuntamenti preparatori che raddoppieranno l'anno prossimo. Il primo, Ricuciamo insieme l'Italia, dal 7 al 9 febbraio, ospiterà un vero e proprio Expo del terzo settore in fiera. Poi a marzo le 20.020 ore di solidarietà. I giovani saranno chiamati a impegnarsi per la realizzazione di progetti socialmente utili. Padova al centro, ma Veneto e Italia pure protagonisti. In particolare poi a settembre la giornata provinciale del volontariato sarà trasformata in giornata regionale, sarà proprio quello il momento in cui si stringeranno un po' le fila e si farà vedere che appunto Padova è al centro di una rete ampia.